Sarebbe consigliabile di tenerla ancora a portata di mano, nel senso se è una cosa un po' aperta, ecco che è un po' ammissibile di poterne via, perché comincia a dar fastidio 'sta roba qua. Però se c'è un po' di assembramento conviene ancora tenerla su. Sono d'accordo perché sta arrivando il bel tempo e penso che vada anche bene per il momento, poi vediamo piano piano. A lei sta dando fastidio questa mascherina sempre Vabbè, indossata? tanto per gli occhiali che non vedo, solo per quello. E da E domani poi cosa sono farà? d'accordo, Come farà? Se la terrà me ancora? la terrò ancora. Spero che continui a essere obbligatorio in realtà, perché non mi sembra che siamo usciti ancora. Quindi lei continuerà a tenerla. Sì, sì, assolutamente sì. Paura di che cosa soprattutto? E di essere contagiati, perché comunque ogni giorno entro in contatto con persone a stretto contatto come adesso, quindi spero di evitare brutte sorprese. Lei l'ha preso, curiosità? Ancora no. Stiamo tutti quanti impegnandoci per mantenere atteggiamenti di sicurezza e cerchiamo di fare quello che ci viene detto e ci viene indicato. Personalmente girare sempre con l'FFP2 è impegnativo. Da domani, se ci sono situazioni dove non ho vicino a me persone a distanza di 3-4 metri, penso che l'abbasserò, ecco. Addio mascherine all'aperto dall'11 febbraio, anche se resta la magica parola assembramento che abbiamo imparato a conoscere e temere in questi 2 anni a fare da confine. Tra indecisi e fiduciosi c'è chi si affida alle profezie. Mi interesso di magia e anche sono collegata con Nostradamus, ha detto che ormai le cose stanno finendo, quindi anche le mascherine si potrebbero togliere all'aperto, certo non nei negozi. Comunque avere più il pensiero positivo che le cose stanno finendo